Allora, siamo ritornati in studio, sposato, a cui avevo portato via la parola dopo l'intervento di No, io Confortini volevo, Cesaro. sentito prima, volevo fare due precisazioni. Una è che gli ammortizzatori sociali comunque, quando l'azienda ha la fortuna di poterne usufruire, costano, non è che non costano, quindi è un costo per l'azienda, vedi la solidarietà, una solidarietà, una parte la paga dello Stato, una parte riguarda l'azienda. Quindi, e sul discorso di ammortizzatori sociali, per esempio, noi sapete quante persone che sono in mobilità, durante il periodo di mobilità, trovano lavoro in Italia? L'1, qualcosa per cento, a differenza della Germania, dove Tristezza. chi è in questo stato ha una forte frustrazione personale ed è portato ad accettare lavori che gli vengono proposti. Noi quando cerchiamo lavoratori in mobilità, quasi tutti ci danno forfait, non accettano perché può essere che vanno qualche lavoretto in nero, prendono qualcosa, quindi non è un modo neanche, a mio avviso, di distribuire le risorse. Quindi trovano l'1% perché non accettano, insomma, le Sì, offerte. ecco, io mando al lavoro circa 9.000 lavoratori all'anno e quindi so cosa costa il lavoratore a un'impresa, quanto costa a me e quanto costa all'impresa. E il problema, a mio avviso, è che il lavoratore prende poco. Prende poco perché se lo paragoniamo al lavoratore di pari professionalità tedesco, il tedesco prende molto di più. La politica che è stata fatta purtroppo dagli imprenditori è stata sbagliata, non per colpa propria spesso, ma dettata dal fatto che le assunzioni o mettersi in caso un lavoratore spesso portava a delle problematiche di pensiero almeno per l'imprenditore. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è stata, e questo ha portato a un ribasso delle retribuzioni, una politica di premio verso coloro che meritavano. Ecco, e quindi qua quando si tutelavano anche si tutelano dei soggetti che sono assenteisti, quindi non va bene. Peraltro mi chiedo perché il contratto del pubblico deve essere diverso da quello del privato, voglio dire, mi chiedo quando i sindacalisti faranno qualcosa per equipararlo. Ecco. Allora, il ragionamento qual è? È che il lavoratore è la cosa più importante dell'azienda, va valorizzato e non credo al lavoratore, così come viene adesso anche paventato da Job Act, qualcosa di simile, adesso vedremo cosa sarà, che il coinvolgimento per quanto lo riguarda a livello direttivo, a livello societario, possa essere positivo. Mi spiego, è positivo perché laddove viene realizzato bene può essere positivo. Io credo che questo possa portare a un disincentivo da parte delle imprese straniere nei nostri confronti, perché c'è già un sindacato forte, perché è forte, vogliamo vederlo rigido, vogliamo vederlo, è forte, e se più diamo, inoltre diamo anche ai lavoratori la possibilità di poter decidere nella stanza dei bottoni, io credo che questo non sia un grande incentivo per le imprese. Non dico non sia giusto. In Germania non fanno dico così, non sia però, giusto. guarda che in Germania fanno Non così. ma noi siamo in Italia. No, ma tu hai noi detto siamo in che Italia, c'è il problema. siamo in Italia. Tu hai detto che ci sarebbe il problema per gli investitori esteri. Siamo Gli investitori sono in la maggioranza Italia tedeschi, e in Germania fanno così, è la socializzazione sta qua. Articolo 46 della Costituzione. Posso finire? È Costituzione sta qua, non Ti ho è che fatto sia l'esempio. Job Act di Renzi, è una roba seria sta qua, è la Costituzione. Peraltro dove viene fatto non ha grande successo. Ma in Noi Germania, infatti la Germania ti ho sta fatto morendo di l'esempio fame, prima sì. del Germania discorso sta della morendo di Germania per quanto riguarda la mobilità, noi siamo in Italia, è un discorso leggermente diverso. Ma attenzione, il lavoratore è la risorsa primaria dell'azienda, va valorizzato, va No, ma incentivato, va formato. tutti Questo non nessuno si lo discute nega su dove questo. viene fatto. Chiudo, Elena, aggiungendo anche un altro elemento che per me è la madre di tutte le battaglie. È inutile che noi abbiamo degli enti statali inutili. Potrei fare qualche nome, però magari ne non abbiamo dispettisco talmente qualcuno, tanti, forse sì. no. Noi abbiamo degli enti che esistono solo per tutelare le persone che ci lavorano. Questi lavorano, vanno a lavorare, per amor del cielo, sono tutti padri di famiglia, madri di famiglia, hanno figli, cosa gli facciamo? Gli togliamo il pane? Non glielo togliamo il pane, devono pure lavorare. Ma no, cosa dobbiamo produci per la tenerli. collettività? Diventano spesso un ulteriore vincolo, un'ulteriore rigidità nel sistema della burocrazia. Quindi, allora io dico, benissimo, prendiamo atto di questo. Quando a casa mia entrano meno soldi e nella mia azienda sono entrati meno soldi, ho dovuto stringere la cinghia, nessuno mi ha dato un aiuto, non ho bussato a qualcuno. Quando i comuni, per esempio, si lamentano che hanno meno soldi, che è vero, dovrebbero, piuttosto che lamentarsi e dire darmene di più, dovrebbero dire, questo la coscienza delle persone, perché poi alla fine i comuni sono fatti di persone, di amministratori sono persone, dovrebbe essere quelle di dire, caro Stato, guarda, io riesco a fare a meno di questo,
dammi meno soldi. È questo quello che potrebbe, a mio avviso, dal basso consentire un'azione nei confronti dello Stato di ottimizzazione delle risorse. E quindi finché non c'è un'ottimizzazione delle risorse della macchina statale, non ne veniamo fuori. E secondo me non ne verremo fuori. Io chiedo a voi dietro, qua stiamo parlando anche di tenuta del sistema o di non tenuta. Sinceramente forse il signore non conosce bene che la legge Brunitta sta tentando appunto di equiparare il nuovo contratto dei dipendenti pubblici a quelli privati. Anzi, sotto certo punto di vista, quelli dei dipendenti pubblici sono penalizzati. Sembra strano, però è così. C'è la possibilità di licenziare, forse qualcuno non lo sa, ma si può licenziare il dipendente pubblico. Però non avviene 37. Mai, di fatto. No, avviene. San Martino di Lupero. San Martino di Luperi, dove vive? Io faccio sindacato anch'io. Ma dove vive? E sono dirigente sindacale della provincia di Padova. Ma evidentemente lei non sa neanche di cosa sta parlando, perché sta parlando di dipendenti che tengono in piedi gli enti come se fossero i dipendenti che tengono in piedi gli enti. Sono i politici che stanno tentando di tenere in piedi enti inutili solo per distribuire poltrone e dirigenti. Allora, non sto parlando in maniera astratta, sto parlando perché sono dirigente sindacale e seguo sulla provincia di Padova gli enti, per cui non sta parlando uno che non sa le cose, forse lei non è aggiornato. No, quello che è un po' il discorso che emerge sempre, che ci sono degli enti, tutti quanti vabbè li conosciamo, anche lei. Siamo riusciti a chiudere le province? No, esatto, ma per colpa dei dipendenti? No, per colpa della politica, perché si tendono alle careghe. Perché, ma non è che il dipendente si autolicenzia, sono riusciti a fare le fusioni, siamo riusciti a fare le fusioni, non si fanno fusioni, perché? Per colpa dei dipendenti? No, sono stati gli stessi cittadini che hanno votato contro le fusioni e soprattutto perché interessano i politici. Allora perché sparare sempre contro i dipendenti? Perché è facile in Italia sparare contro a quelli che poveretti non ce la fanno, non so, agli immigrati, ai dipendenti, all'operaio. Spariamo contro invece ai dirigenti della pubblica amministrazione, spariamo contro i politici, ai pezzi grossi, ma tutti hanno paura di sparare contro i pezzi grossi della politica. E questa è la realtà. Mi piaceva il discorso di Cesaro al di là, che magari possiamo avere idee politiche diverse, però aveva fatto adesso sì, una volta meno, ma un po' meno, sì. Ma c'era un bel ragionamento. Giustamente lui ha detto bisogna che gli imprenditori vogliano bene la nostra azione, invece qui in Italia non c'è questo, ognuno si fa gli affari suoi, pensa ai suoi interessi e poi piglia e se ne va, perché quello gli conviene andare. Lui ha detto, io ho fatto un bel ragionamento, dice io voglio bene la mia azione e investo qua e voglio rimanere qua e amo i miei diceva Zanon, quello che ha detto Zanon prima, io lo sposo, faccio un po' di giochi di parole, però sono del tutto d'accordo con diceva Zanon. Zanon prima parlava di differenziazione, mi pare di aver inteso di differenziazione fra aziende e fra imprese in Italia. Ci sono le imprese come la mia, come magari quella di Zanon, imprese piccole, medio-piccole, che devono convivere con il territorio, che fanno parte del territorio. Prima lui citava di queste persone che magari per tradizione, per cultura, perché sono figli devono continuare o hanno l'ambizione di continuare a fare il lavoro che facevano i nonni e i genitori, magari non guadagnandoci niente. Quelli che hanno rovinato l'Italia non sono questo tipo di imprenditori, sono altri imprenditori, sono gli imprenditori alla Marchionne, sono gli imprenditori alla... Mi sia consentito fare qualche cognome alla Benetton, che invece di fare magliette si sono messi a fare i panini a Amalfi o le melizie negli autogrill. È quello che ha distrutto l'Italia. Sono gli imprenditori alla Riva che si sono comprati la Italsider e se la sono ripagata in 16 mesi e dopo 16 mesi hanno cominciato a guadagnare miliardi di euro facendo morire magari migliaia di tarantini. Questo è il cancro dell'Italia, capisci Manfredi? Noi siamo ancora... Chi è che abbiamo distrutto le zone? Diceva che noi imprenditori siamo idioti. È vero, se per idiozia si intende uno che va contro i propri interessi in maniera pedissequa e senza capire dove sta andando, noi siamo idioti. Però noi saremo idioti, però i farabutti sono altri. Meglio essere idiota che essere farabutto. Farabutti sono quelli che prendono l'azienda con il tacito assenso di tutti, compresi i sindacati, tutti. Prendono l'azienda, la fondono con un'altra azienda americana e con noi non c'entra niente, la trasferiscono in Olanda e pagano le tasse in Inghilterra. Questo è tradimento, questo è tradimento, Manfredi. Sono d'accordo. Ma un veneto, un padovano, uno come me o come te o come Zanon, non farà mai una cosa del genere. Perché sai perché? Perché siamo, e mi scuserà Zanon, perché siamo idioti, perché crediamo ancora in qualcosa che va al di là dell'oro. Noi crediamo nel sangue, capisci Manfredi, sai cosa intendo?
dicendo, perché tu hai masticato queste cose qua quando eri ancora sulla retta via. Ecco, voglio dire, ecco, noi lottiamo, abbiamo sempre lottato per qualcosa che prescinde dal denaro, e te lo dico da imprenditore. Magari avrò sbagliato, magari avrò fatto degli errori, magari non avrò trattato sempre i miei collaboratori nella maniera migliore, però santo Dio, il fatto che io sia ancora qui a penare con l'IRES, con l'IRPEF, con l'IRES, con le tasse, con l'INAIL, con la 626 che non si chiama più 626 e devo prendere un altro ingegnere che me la faccia. Perché? Perché siamo patrioti, ma non c'entra essere italiani patrioti. Io sono un padovano patriota, resto qui, collaboro con la mia gente, do un futuro alla mia gente e spero che continui così. I nemici, Manfrì, sono da un'altra parte. Gli imprenditori fasulli, gli imprenditori all'italiana, gli imprenditori alla Colanino che si sono visti regalare l'Alitalia, si sono visti regalare altre fette della nostra produzione, con la complicità, ma neanche velata, con la complicità dei politici, magari qualcuno dei quali tu hai anche appoggiato, ma voglio dire, ma questo è un altro discorso, e con i politici che si vede che hanno avuto un tornaconto personale, no? De Franceschi. No? Sì, un attimo solo che... Scusate, ma sì, sono un po' così. Volevo aggiungere anche questo, che il mondo del lavoro non è solo privato, è anche pubblico, e anche i sindacati, anche sull'ambiente pubblico lavorano, e nessuno mai ho sentito lamentarsi di sburocratizzare la pubblica amministrazione o di abbattere le cosiddette attività improduttive della se pubblica. ne parla ma non si attua nulla, se ne parla. No, non se ne vuole parlare, oppure di certi enti che somministrano acqua, ipotesi, ne abbiamo più di 1400, cioè di aziende che gestiscono l'acqua e il gas nelle varie città municipalizzate, che fanno la stessa cosa e hanno ognuno un direttore generale, un direttore amministrativo. Quella è la privatizzazione? Sì, ma per cui, cioè, quanti ne paghiamo di direttori generali? Una marea per fare la stessa cosa e per emettere in ogni città la stessa bolletta, ok? Sono dei lavoratori anche quelli, ma non servono tira fuori la relazione programmatica, un tubo, ok? Perché per emettere una fattura, ok? Oggi non c'è più un ragioniere che fa come il papà faceva la contabilità a ricalco, capito? Perché in certe aziende l'ammodernamento, l'aggiornamento del mondo del lavoro non si vuole ottenere più e si continua a far fascicoli di carta, perché con la carta se va in giro si prende anche il caffè e dopo si fa il fascicolo, ma di fascicoli di documenti originali ce ne dovrebbe essere in un'azienda, ma di documenti in un'azienda si decuplicano, si centuplicano, perché quella è l'attività improduttiva che genera lavoro, ok? Ma non solo voti. E io voglio chiedere una cosa. Non è manutenzione, un attimo solo, sai buttare via i skei. Io voglio passare la parola a lui, dopo andiamo subito in pubblicità perché dalla regia mi sollecitano. Tutto questo, anche i messaggi che stanno arrivando, poi questo mantenimento di questo sistema che poi Confortini ha dettagliato, ma non so se riusciamo a esporlo, sui costi della politica, perché hanno fatto delle ricerche come Will, ci porta a un costo effettivo da pagare altissimo. Cioè il discorso che veniva fuori del cuneo fiscale, abbiamo degli stipendi che sono carissimi, che gli imprenditori sanno benissimo quanti soldi tirano fuori, dovuto al fatto che paghiamo un fracasso di tasse. Troppe tasse. E tanti imprenditori, ancora oggi c'è un altro, si è suicidato un altro imprenditore oggi, non viene menzionato questo fatto, però continuano. Questo è un problema. Noi in associazione continuiamo a ricevere moltissime telefonate da parte di imprenditori che si rivolgono a noi perché vessati da Equitalia e appunto non sanno come venirne fuori. Purtroppo c'è anche una causa intentata adesso, so, da parte di, c'è tutto un gruppo che si sta muovendo su Facebook a questo proposito. Un gruppo di imprenditori, diciamo una cordata, se così vogliamo chiamarla, che sta intentando causa contro istigazione al suicidio. 200.000 denunciati. Ma è proprio di pochi giorni fa, tra l'altro, una sentenza del TAR del Lazio che diceva appunto che molte cartelle di Equitalia dovrebbero essere considerate nulle perché i ruoli sono stati firmati da funzionari però non dirigenti, non riconosciuti dirigenti. Dunque questo fatto vedremo adesso le conseguenze che porterà.
Capelli lo sa bene, no? La sua associazione si Sì, occupa di è, questo. è un pane Laura. quotidiano per noi come associazione utenti auto, perché Però è noi gravissimo, siamo sta cosa. nati 23 anni fa per difendere gli automobilisti, ma poi in effetti abbiamo visto che c'è un mare magnum della difesa del cittadino che ha bisogno di tutto, perché non è tutelato a sufficienza. Per quanto riguarda quello che diceva il presidente dell'AVE Ardenghi, noi siamo a conoscenza ovviamente di questa sentenza, ma non è l'unica sentenza che c'è, perché noi ci abbiamo impiegato 3 anni per capire come funziona il meccanismo Equitalia. Abbiamo perso delle cause che potevamo vincere perché non avevamo capito il funzionamento. Ora l'abbiamo capito, è così contorto il sistema che nessun avvocato, nessun commercialista intende affrontarlo, perché dovrebbe studiare una vita e quindi naturalmente è più semplice dire vai a concordare, vai a fare delle rateizzazioni. Noi abbiamo 23.000 cause in corso contro l'Equitalia, io parlo in Italia perché siamo 10.000 solo a Padova, ma siamo 180.000 in Italia, abbiamo 23.000 cause. Fino adesso ne abbiamo perse pochissime e siamo andati in appello perché riteniamo di avere le ragioni per poter anche vincere in appello, perché non dimentichiamo che c'è un timore reverenziale nei confronti dello Stato, specialmente quando vai in commissione tributaria. La commissione tributaria sono dei giudici tributari che dipendono dal Ministero delle Finanze, tu fai la guerra al Ministero delle Finanze. Ecco, noi abbiamo anche vinto lì, perché il diritto è il diritto, però poi hanno compensato le spese, mi hanno annullato cartelle da 300-400 mila euro, va bene? Le spese di soccombenza non sono state riconosciute, hanno compensato le spese, la persona è contenta perché ha vinto, ma ha pagato 5-6 mila euro di avvocato. Insomma. Assolutamente. Quindi prima uno di questi motivi di annullità delle cartelle statuali sono i ruoli non sottoscritti, ma soprattutto anche le cartelle notificate per posta raccomandata senza la relata di notifica del pubblico ufficiale non sono nulle, sono inesistenti per la legge. Ma c'è di più, poi c'è la decadenza, la prescrizione, il buono auto si prescrive dopo 3 anni, le sanzioni dopo 5 anni, tutte informazioni che se tu vai all'Equitalia a chiedere al funzionario ma perché mi vuoi questi soldi se è già tutto prescritto e decaduto, di no, fai la rateizzazione, guadagni tempo e poi fai il ricorso. Invece dovrebbe essere in autotutela l'intervento dell'Equitalia o dell'ente impositore che può essere l'INPS, il comune, in autotutela la legge glielo consente di correggere errori per evitare un maggiore sforzo per spese giudiziarie. Assolutamente. Sì, volevo solo dire una cosa perché sennò finiamo la trasmissione. Sì, no, perché andiamo in pubblicità, prego. No, noi 2 anni e 3 mesi fa abbiamo lanciato un attacco fortissimo al presidente dell'INPS, allora Mastro Pasqua, e c'è grande soddisfazione perché dopo che l'abbiamo attaccato anche noi, non so se abbiamo fatto qualcosa, ma questo qui che ha preso tutti questi soldi assieme ad altri, adesso non abbiamo lo spazio, ma io ho dati molto, ma parleremo una volta ma di abbiamo questi dati molto precisi. Non è intervenuto nessuno, né i buon pensanti, né i governanti, né nessuno. Mi ricordo che è arrivata una raffica di spettatori che dicevano ma qui cosa facciamo? Ma qua i governi che si sono succeduti l'hanno sempre sostenuto in una maniera o nell'altra. Ma sapete quanti dipendenti pubblici che già ancora adesso prendono oltre 540.000 euro l'anno, che sono ancora lì e nessuno li ha mossi? Allora, io dico, dopo questo problema che si è posto, non possiamo allargare una discussione. Questo governo o i governi precedenti o tutte le associazioni, con questi personaggi che sono fermi lì, qui bisogna fare un discorso assieme tutti, non certamente su alcune questioni dei lavoratori, perché i lavoratori, bene o male, hanno sempre pagato più degli altri. Sempre pagato più degli altri. Ma su Mastro Pasqua, solo adesso si sono accorti. Sono adesso si sono accorti. No, lo sapevano benissimo. Noi non tiriamo fuori i dati perché dobbiamo andare in pubblicità. Poi tra l'altro volevo affrontare, perché dedicheremo una puntata a questo nuovamente, l'abbiamo già fatto, ma se no andiamo fuori. Domani io sono invitato presso di voi alle 12:40 a trasmissione in diretta. E se mi consentite vorrei parlare di Equitalia per spiegare come funziona, perché un conto è fare la causa, è un conto invece vedere quali sono i motivi per cui Equitalia agisce in quel modo. Ma infatti questo dedichiamo un capitolo proprio a sé stante. Possiamo farlo domani? Lo facciamo domani. 12:40. Sì, io guardo in agenda domani, comunque 12:40 ne parliamo.
Allora, detto questo, andiamo subito in pubblicità. Io vorrei sapere, chiedo anche al pubblico che è presente qua in studio, ma anche ai nostri ospiti, partiamo da Zano, di che cosa c'è paura in questo momento? Si è accennato al discorso anche della paura, lo diceva l'avvocato, paura delle tasse, paura di uno Stato che non va avanti. E il 75,6% degli italiani non si sente sicuro del proprio posto di lavoro. Il 36,3% si trasferirebbe subito all'estero, il 70% ha paura delle istituzioni e non è sicuro delle istituzioni stesse, il 74,3% è fortemente stressato per la situazione sociale che sta vivendo di grande timore e paura. Detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi sentiamo cosa dicono anche i nostri ospiti.